Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, buon Natale, anche se è già passato. Comunque buon Natale a tutti. Bene, vi siete schiattati il 24, 25 e 26, vado sfurnati. Bene, ora possiamo ritornare a parlare di Napoli. Avete visto, non ho fatto nemmeno uscire il giorno dopo di Roma-Napoli perché era il 24, non mi volevo intossicare il 24, quindi ho deciso di non fare proprio uscire nulla, di far passare 3 giorni dall'ultimo video per ripartire nuovamente. Allora signori, ci stiamo avvicinando al mercato di gennaio. E la cosa che a me fa ridere, è la cosa che a me fa ridere, che il Napoli si stanno facendo vari nomi, no? Allora, facciamo il punto della situazione del calciomercato del Napoli, no? Parliamoci seriamente. Allora, Elmas è stato venduto. Zanoli ieri è arrivata l'ufficialità, andrà al Genova in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Empoli vorrebbe prendere in prestito due giocatori del Napoli che sarebbero Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, e Demme, perché si è parlato anche di Demme nelle ultime ore, non vuole partire, aspetta lo svincolo, non vuole partire. E tu dici, ma come non vuole andare via da Napoli? Ragazzi, ma questo guadagna 2,5 milioni l'anno per fare la panchina della panchina, la riserva della riserva. 2,5 milioni a stagione, questo piglia due volte quello che prende Kvara. Rendiamoci conto i parametri di ingaggio che ha la SSC Napoli. Ora, oggi è uscita la notizia che alle 15:44, quindi sono le 5:05 di pomeriggio, secondo quanto riportano dai media della Repubblica Ceca, il Napoli avrebbe messo nel mirino Martin Vitic, difensore di 20 anni dello Sparta Praga. Aurelio De Laurentiis potrebbe presentare a breve un'offerta importante per convincere il club e il calciatore, ragazzi. Allora, ma quello che tutti i tifosi ora naturalmente si augurano, ragazzi, e quello che mi auguro anch'io, è che da gennaio arrivi qualcuno per rinforzare questa benedetta squadra. Allora, se da qui, da gennaio in poi, diciamo così, da gennaio in poi non arriverà nessuno e tu farai fatica a prendere giocatori in questo momento di crisi buia del Napoli, perché ragazzi, sinceramente, chi è che viene a Napoli in questo momento storico calcistico del Napoli, il posto scudetto, forse il posto scudetto più brutto degli ultimi anni, forse potremmo fare peggio addirittura del Milan della passata stagione che arrivò quinto. Ecco, io mi auguro almeno di andare in Champions League quest'anno, ma me lo auguro con tutto il cuore, solo per non vendere Kvara e Osimhen. Qualcuno diceva, ma noi abbiamo fatto il contratto nuovo a Osimhen, quindi non partiranno. No, diciamoci la verità. De Laurentiis ha fatto firmare il contratto a 10 milioni a Osimhen perché tanto già lo sa che questi soldi poi gli rientrano. Quindi ragazzi, non venitemi a dire no, ma lui l'ha fatto per amore del Napoli. Certamente l'avrà fatto anche per amore, ma l'avrà fatto pure per 10 milioni emotivo, voglio. Quindi non diciamo tante fesserie, ragazzi, ecco. Se voleva poteva accettare benissimo a inizio anno, quando la proposta era di 8-9 milioni, ma non mi ricordo di quanti milioni erano. La clausola è sempre quella, 130-150 per l'estero, 120 per l'Italia. Quindi ecco, bisogna riflettere e vedere questo Napoli se saprà ripartire. La cosa che mi ha sconvolto in questi giorni è che il Napoli, ed è incredibile, perché uno dice, ma i soldi non li vuole cacciare, e questo veramente i soldi non li vuole cacciare, perché se la Salernitana ti dice io per Mazzocchi voglio 4 milioni, il Napoli arriva lì, diciamo io 4, no, io non arriverò mai a 4 milioni, te ne do 2, massimo 2 milioni. Ragazzi, il presidente naturalmente della Salernitana, Iervolino, e Zamparini, che Zamparini è ritornato alla Salernitana, ragazzi, quindi occhio anche alle scommesse sulla Salernitana, sulla zona retrocessioni. Io qualche 10 euro sulla salvezza della Salernitana ce le butterei, sono sincero. Sappiamo che poi arriva in un momento storico, questa volta al 5% di salvarsi la Salernitana. Ecco, se andate a puntare su quel 5%, ragazzi, qualcosa di soldi ve li portate anno nuovo. E quindi se tu non hai la potenza economica di andare a prendere Mazzocchi, che costa 4 milioni, io mi domando, ma allora
Tu quale giocatore vuoi andare a prendere a 1 milione, 2 milioni? A chi vuoi andare a prendere? Giocatori della Serie B, del campionato inglese, giocatori della Repubblica Ceca, giocatori dell'altra parte del mondo che nessuno conosce. Ecco, quindi il famoso scouting azzurro napoletano, ragazzi, che prima lo faceva Giuntoli, ma Giuntoli non è mai stato il capo scouting, anzi per lo più era Micheli, diciamoci la verità. Questo Meluso che a oggi non ha concluso niente perché ha portato a Napoli Nathan che dovrà stare fermo 2 mesi, 1 mese e mezzo. Osimhen che salterà addirittura la partita con il Monza, lo rivedremo a febbraio. Rendetevi, ragionate su questo, ragazzi. Osimhen lo rivedremo a febbraio, dopo la Coppa d'Africa. Se tutto va bene, devi vedere in che condizioni ritorna il ragazzo dalla Coppa d'Africa. Se poi si rompe alla prima partita di Coppa d'Africa e ci mette altri 2 mesi per recuperare, buonanotte, you. Quindi ecco, ragazzi, è una cosa che io non comprendo, ecco, sono sincero. E sinceramente sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato quando uno dice: oh, ma ora ricomincia poi il girone di ritorno. Ragazzi, quando poi inizierà il girone di ritorno, il Napoli dovrà iniziare. Mazzarri ora si può iniziare a criticare l'operato di Mazzarri, perché Mazzarri, con tutto il bene che io voglio a mister Walter Mazzarri, però non ha dato quella spinta in più, quello sprint, quella voglia, quella determinazione. La partita con l'Atalanta è stata una partita di nervi, va bene, è stata motivazione di no, abbiamo cambiato allenatore, facciamo vedere che possiamo giocare nuovamente, buone prestazioni con il Real Madrid, buone con l'Inter, in parte anche partite buone con la Juventus, ecco, e da lì, da dopo la sconfitta con la Juventus, il Napoli è iniziato ad arrancare, diciamoci la verità. Sono state buone prestazioni, ma i risultati non sono arrivati. Se non si sbloccano a livello mentale, siamo messi male, siamo veramente messi male. Il futuro è grigio, non sono sincero. Quando sento dire no, ma tu ti devi calmare, non devi fare di qua, non devi fare di là, addirittura pensate YouTube aveva mandato l'allerta, guarda che forse questo video con la partita con la Roma forse non è monetizzabile perché c'hai dici di qua di là. Ho mandato la revisione accettata, quindi me l'hanno riammesso come monetizzazione. Quindi come fai, ragazzi, ma come fai a non arrabbiarti quando vedi che Mourinho fa quello che fa, prende Cavara, prima lo urla, poi se lo bacia per non prendersi la seconda ammonizione, prende Osimhen, lo tocca, lo strattona, poi nessuno fa nulla. A Roma fanno come gli pare, cantano con le rosi, lavali col fuoco. Come fai? Come fai? È una situazione drastica in casa Napoli, però l'amore per il Napoli i tifosi ce lo stanno mettendo. Ecco, forse quest'anno siamo stati traditi più noi che i giocatori, perché noi ci aspettavamo dei giocatori come la passata stagione, dei giocatori pieni di cazzimma e di voglia di spaccare il mondo. E sono sincero, io inizierei anche a fare qualche ritiro, perché no, come si facevano anni e anni fa. Squadra va in ritiro, squadra va in punizione, non vedi più la fidanzata, non vedi più l'amante, non vedi più nessuno, non ti fai più la chiavata, non ti fai più niente e stai buono lì, ti alleni dalla mattina alla sera, si guardano i video, si parla di tattica, si dice in faccia quello che dobbiamo dire fra io, te e quell'altro, che poi ci sono stati anche episodi fra Ostergaard, Osimhen e via discorrendo. Quindi ragazzi, ecco, io vi rinnovo nuovamente gli auguri, poi naturalmente ora ritorneranno i video, non vi preoccupate, ci sarà anche il video per il 31, non vi preoccupate ragazzi, domani usciranno altri video, altri aggiornamenti di calciomercato. Però ecco, quello che io vorrei dirvi e ci tengo, perché poi è facile passare dalla parte del burlone, questo fa le visual perché sbrocca, no? Perché abbiamo fatto anche visual facendo video seri, parlando di tattica. Ragazzi, attualmente questo Napoli qui non va da nessuna parte. Se a gennaio mette mano al portafoglio, qualcosa si può fare, ma si può fare in modo molto veloce. Il Napoli ha 4 punti, se non sbaglio, dal Bologna. Il Bologna che gioca un calcio mostruoso, diciamoci la verità, diciamo le cose come stanno, diamo meriti anche a quelle altre squadre. E però dobbiamo dare anche dei meriti a questo Napoli, perché questo Napoli, come già detto e ribadisco, ha tradito più i giocatori ai tifosi che i tifosi al Napoli, perché a Napoli Monza ci saranno nuovamente 55.000 spettatori, stadio a colmo, stracolmo, per sostenere questi ragazzi. Questi ragazzi però questo calore non ce lo stanno ripagando quest'anno ed è un peccato, perché
doveva essere un posto scudetto tutto diverso, ma per un personaggio megalomane che è Aurelio De Laurentiis, questa squadra, ragazzi, potrebbe scrivere libri di storia in modo molto 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 negativo. Post scudetti. Comunque iscriviti al canale, sempre comunque Forza Napoli. Io vi rifaccio nuovamente gli auguri per Natale e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao a tutti.